Gentili telespettatori, un cordiale saluto, ben ritrovati a infofriulitv.net. Sauris, Sappada e Sella Nevea praticamente isolate. La nevicata che ha colpito tutto l'arco alpino del Friuli Venezia Giulia da Tarvisio a Piancavallo ha messo in ginocchio le arterie che collegano le varie località montane. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre locali di protezione civile. Per quanto riguarda Tarvisio sono caduti 40 cm di neve fresca in 24 ore, ma la situazione è sotto controllo. A Malborghetto il comune ha chiuso la viabilità per l'Alpe di Ugovizza. A Chiusaforte impossibile raggiungere Sella Nevea, dove il manto ha superato i 60 cm, ben 3,5 metri sull'Anc Luvinal. Tutte le arterie che conducono alla località sciistica, sia da Cave del Predil che dalla Val Racolana, impossibile da percorrere. La giornata di domenica ci sarà comunque un sopralluogo per poter aprire un varco all'interno della neve. La carne è completamente imbiancata da Tolmezzo fino all'Alticolli, chiuse diverse strade sia a Tolmezzo che ad Arta Terme, in particolare nella cittadina Carnica è crollato un deposito di attrezzi nella frazione di Alzei. Sullo Zoncolan 56 cm di neve fresca, con il manto, pensate, che a Rifugio Tamai sfiora i 2,80 metri. È praticamente isolata, non si può raggiungere perché la strada è bloccata. Per la cronaca 55 cm di neve fresca ulteriore a Sauris di sopra hanno portato, pensate, a superare i 2 metri. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Problemi anche a Forni di Sopra, nella giornata di domani, domenica 3 gennaio, arriveranno anche 4 camion e 2 mezzi della protezione civile, lo ha annunciato il sindaco Marco Lenna, 60 cm di neve fresca caduta per un totale di 1,70 m, problemi alle linee telefoniche ed elettriche. A Forni a Voltri 50 cm di neve che hanno portato un totale di 1,50 m, situazione complicata, chiusa la strada forestale che porta verso Collina. Per quanto riguarda Sappada, praticamente isolata, non si raggiunge la località né dal Veneto attraverso Santo Stefano di Cadore né dal Friuli attraverso la regionale 355 da Forni a Voltri. L'accumulo di neve in paese supera i 2 metri. A Piancavallo, infine, 53 cm di neve fresca, disagi per la circolazione e interruzioni varie della linea elettrica. La protezione civile intanto ha diramato una nuova allerta meteo, valida fino alle ore 14, arancione nelle fasce alpine e prealpine della regione a causa del rischio di valanghe di grado 4 su tutto il territorio. Infine ricordiamo che sono chiuse le seguenti arterie. La strada regionale Udine 73 dell'Umiei, la strada regionale Udine 24 della Val Pontaiba, dal chilometro 7 progressiva 900 e la strada regionale Udine 23 della Val d'Incariò al chilometro 12. Chiusa anche la strada regionale 465 della Forcella Lavardet e Valle San Canciano. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 379 nuovi contagi sui 2.903 tamponi, pari al 13%, di cui 246 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 18. I ricoveri nelle terapie intensive sono fermi a 63, mentre in quelli altri reparti ammontano a 652. Le persone positive in totale dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono 53.143. I decessi complessivamente 1.687, i clinicamente guariti 949, i totalmente guariti 36.618, le persone in isolamento 11.132. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 3 casi di positività tra gli ospiti nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultano contagiati nelle stesse sono esattamente 2. Sul fronte del sistema sanitario regionale si registrano nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista, 3 infermieri e un medico, in quella Giuliano Isontina di un amministrativo, 4 infermieri, un medico e un tecnico. Infine è stato rilevato il contagio di 2 persone rientrate dall'estero, per la precisione da Serbia e Gran Bretagna.
Nella giornata di domani torna la Serie A, sono fermi ancora B e C e Serie D che riprenderanno però nel corso della prossima settimana. Tra l'altro il Pordenone giocherà lunedì sera, mentre per la Triestina l'impegno è per sabato. Idem per la Manzanese, Chions e Ciarnins Muzzane che torneranno in campo nel weekend successivo alle feste dell'Epifania. Questo è il quadro completo della 15ª giornata del campionato di Serie A che si gioca interamente nella giornata di domenica, in attesa poi del turno infrasettimanale dell'Epifania. Alle 12:30 a San Siro Inter-Crotone, poi alle 15 si disputeranno Fiorentina-Bologna, Parma-Torino, Roma-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Genoa-Lazio, Cagliari-Napoli, Spezia-Verona. Alle 18 Benevento-Milan, chiude il programma alle 20:45 a Torino all'Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Udinese. Ed ora, prima di concludere, vi lasciamo con le splendide immagini di questo servizio realizzato direttamente dall'associazione Tilaventum ASD, che riassume tutta la programmazione del 2020 in attesa di partire subito per il 2021. Andiamo a chiudere con il tempo. Per la giornata di domenica 3 gennaio si prevede di notte e di mattina cielo nuvoloso coperto con precipitazioni residue, forse qualche rovescio temporalesco verso la costa, neve sui monti oltre i 600-900 metri. Dal pomeriggio variabilità con schiarite possibili foschie. Le temperature in pianura le minime tra i 3 e 6 gradi, le massime tra i 9 e 12. Sulla costa 6 e 9 gradi le minime, 9 e 12 le massime, lo zero termico poco sopra i 1000 metri. Con questo è tutto, grazie come sempre per l'attenzione, la visione e l'ascolto e vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.